Non siamo in Brasile, non siamo in una foresta pluviale, siamo al Parco Giardino Sigurtà, dove non mancano i banani. Cucù! Siamo vicino al grande tappeto erboso e si scorge arrivando una bella macchia di palmi di banano che danno quel tocco esotico anche in un parco paesaggistico all'inglese come il parco. Non mancano zone esotiche nel giardino, c'è una parte di palme anche all'orto delle piante aromatiche, c'è un'altra parte di banani alla vasca delle tartarughe e questa che è proprio vicino al grande tappeto erboso. La pianta di banano è una pianta vigorosa, dalla crescita molto molto veloce e molto molto alta, anche se, attenzione, il banano non è un albero. Ha queste foglie molto grandi che possono raggiungere i 4-5 metri di lunghezza, mi sta anche molto bene come vestito, ma vi dicevo, non è un albero, attenzione perché il banano è una pianta erbacea molto molto importante e veloce nella crescita e questo lo scopriremo tra pochissimo. I tronchi, tra virgolette tronchi, delle palme di banano non sono tronchi in realtà, ma sono sono proprio le foglie che avvolte su di loro formano lo stelo che poi regge le foglie. E quindi è una pianta, questo stelo è pieno d'acqua, come l'erba, è appunto un'erbacea. Il nome scientifico è musa, quindi musa paradisiaca a seconda poi delle qualità delle specie e pensate che il nome scientifico deriva dal medico dell'imperatore Augusto che coltivò questa palma diciamo da frutto tra, pensate, il 60 e il 14 a.C., perché i banani sono una coltivazione molto antica, più antica del riso. I banani producono grandi infiorescenze costituite da un finto fiore simile ad una cipolla. Tra le brattee, che sono questa specie di petali, ci sono i fiori femminili si trasformano poi in frutti. Li vedete in questo caso piccoli e ancora verdi perché è difficilissimo che in Italia il banano produca frutti commestibili. Quindi nei climi molto caldi, parliamo della Sicilia per esempio, è possibile avere coltivazioni di banani da frutto. Qui i frutti rimangono verdi e piccoli e sono una decorazione di quella che è tutta poi la pianta, la nostra pianta erbacea. Le frange torneranno di moda in autunno e il prossimo inverno, attenzione! E le foglie del banano, proprio perché sono molto delicate, tendono a sfrangiarsi, soprattutto dal vento. Infatti qui ne vediamo tante di queste foglie, tutte tagliuzzate, tanto sono belle, tanto sono ampie quanto delicate. Il banano è una coltivazione molto antica ed è stato importato in Europa nel 1400 dai portoghesi, pensate. Il banano come lo conosciamo noi oggi è stato scoperto da un agricoltore giamaicano che in una piantagione, tra vari incroci, arrivò appunto a scoprire una pianta che aveva un frutto dolce da mangiare subito, perché fino a quel momento il frutto del banano, la banana veniva cotta e mangiata, pensate, con coltello e forchetta. Quindi adesso la banana è comunemente sulle nostre tavole, ovviamente in Italia, come raccontavo già, non è che viene sempre il frutto dalla pianta, ma è una pianta ornamentale davvero molto bella e spettacolare. Cresce vigorosa, l'unica cosa è che ha bisogno di caldo, quindi se per caso volete coltivare una banana in un banano in un vaso, portatevela in casa e tenetevela con voi tutto l'inverno. Qui al parco, quando è fine stagione, la banana viene tagliata, le piante di banano vengono tagliate, se no questo stelo gelerebbe per il troppo freddo e vengono ricoperte con le foglie secche in modo da creare una sorta di serra naturale. La prossima primavera, da marzo, il banano ricomincerà a spuntare vigoroso e di nuovo decorativo.
Non perdetevelo perché adesso è davvero bellissimo.